33esima puntata di Guarda che Stella, dedicata anche questa allo sport. Iniziamo il venerdì sera con il torneo di calcio a 5 qui a Flambruzzo e poi proseguiremo con la mountain bike e la festa del basket. Allacciate le cinture, come si dice in questi casi, si parte! Assessore Meret, siamo qui al campo di Flambruzzo dove si è appena conclusa la seconda edizione del torneo di calcio a 5, ancora una volta la gente ha risposto alla grande, un momento non solo di sport ma di convivio visti i tempi soprattutto. Sì, è di aggregazione, questo è il secondo torneo come dicevi bene, il campo è stato inaugurato l'anno scorso a giugno, quindi abbiamo fatto subito un torneo a settembre, anche se il periodo non era molto buono perché le squadre cominciavano a prepararsi, la preparazione. Quest'anno abbiamo spostato subito dopo le qualificazioni per i vari tornei di playoff e playout e è andata bene, sono uscite anche molta gente del paese, quindi insomma è un momento di aggregazione. Ecco, un momento di aggregazione, molta partecipazione appunto delle persone qui, della simpatica ridente cittadina della Bassa Friulana, ma quello che conta è che questo campo di calcio a 5 è un luogo importante per sfogarsi anche durante la giornata, no? Visto che è operativo 024 si può dire. Sì, e poi comunque vengono anche ragazzini a giocare, quindi è un po' per tutti, diciamo. Ci sono degli orari liberi per i ragazzi e poi il resto sono a pagamento come in tutti i campi, insomma. Ecco, abbiamo visto, come detto, molti ragazzini ma anche giovani del luogo, soprattutto il divertimento legato allo sport, che fa sì che in questi periodi insomma si riesce ancora a fare quelle cose che qualcuno vuole cancellare in un certo senso. Sì, diciamo che stiamo cercando di togliere ai ragazzini un po', e anche non solo ai ragazzini, un po' dalla PlayStation e dalle novità tecnologiche. Rivignano è un comune che comunque con lo sport ha molto. Sabato c'erano le qualificazioni, le finali per la squadra grande, quella del Rivignano. Questa settimana ci saranno altri appuntamenti perché domenica ci sarà la BMX, una gara internazionale molto importante, e quindi lo sport va alla grande. Insomma, come ha sottolineato lei, lo sport, l'aggregazione, un qualcosa, un humus, mi sia consentito dire questo termine particolare che fa sì di dire c'è più gusto a venire a Rivignano, mi conferma? Confermo molto, sì, grazie. E allora dal calcio abbiamo visto anche durante il nostro commento le premiazioni, ricordo che il Real Sella per il secondo anno consecutivo si è aggiudicato il torneo, come detto dal calcio passiamo alla mountain bike. Abbiamo visto prima il calcio a 5, adesso invece siamo passati nel movimento mountain bike, poi adesso sono arrivati anche gli amici delle Vespe, qui vediamo anche, non quelle che pungono, poi vediamo insomma anche le Guzzi vecchie eccetera. Allora Zocolan, due battute al volo mi pare d'obbligo di dire, insomma c'è sempre movimento da queste parti. Sì, abbiamo organizzato con delle vedove, i cicli delle vedove di Rivignano hanno organizzato la mountain bike, è un percorso qua nei nostri boschi, mi sembra che tutto è andato liscio, tutto bene e c'è una giornata come oggi è andata col sole tutto a posto. Certo, poi mi permette, insomma, la location si presta proprio per, non solo per la manifestazione sportiva, ma anche per scoprire, come si dice in questi casi, la natura. Esatto, qua come natura non ci manca e dobbiamo sfruttare queste nostre caratteristiche dei nostri luoghi. Ecco, sorpresa delle sorprese, sono arrivati anche gli amici qui della Vespa, vediamo le Guzzi. No, loro non è una sorpresa per noi. Noi diciamo che sia una sorpresa. Avevano prenotato e adesso faranno una visita all'acquario e quindi abbiamo anche questi. Ecco, abbiamo detto che queste sono Vespe che non pungono, ma che riportano un passato che per fortuna non viene cancellato. Sì, sono delle tradizioni che stanno portando avanti i vari club, e adesso abbiamo il club di Fiume Veneto e adesso prossimamente ne avremo uno anche alla Sagra d'Aris, qualcosa del genere. Allora noi la lasciamo al suo lavoro, adesso andiamo a sentire anche gli amici del Vespa Club, andiamo a capire perché e come mai da queste parti. Presidente e assistente, diciamo, dai, tutti e due, quello che è, dai, nominato d'ufficio. Allora, grande giornata di sole, siete presenti anche voi in questa bellissima location che è l'acquario di Aris. Quanti chilometri avete fatto fino adesso? Circa una trentina di chilometri, veniamo da Fiume Veneto, facciamo tappa all'acquario durante tutta la pesca qui
e dopodiché andiamo verso Codroipo a visitare il Museo delle Carrozze anche, quindi oggi è giornata culturale di divertimento anche però, quindi un giro e un po' di cultura che non fa mai male. Ecco, il fascino della Vespa e non solo. La Vespa è sempre la Vespa, il vintage ormai è di moda, cerchiamo appunto di portarle fuori unendo le ambi cose. Il tempo fortunatamente ci sta regalando una bella estate, dai, speriamo che sia l'inizio, insomma, è tutto in Vespa. Allora, complimenti e come si dice in questi casi? Cosa si dice in questi casi in particolare? Che tutto vada bene. Che tutto vada bene, che nessun buchi nella ruota. 205 iscritti se non ho letto male, ma soprattutto una manifestazione molto importante che ha dato qualcosa di particolare che si può insomma fare anche una non competitiva per portare magari domani una competitiva. Guarda, sono veramente contento dopo i sacrifici fatti anche per organizzare il percorso, la manifestazione, che venga come prima edizione. Abbiamo un bellissimo risultato anche dalla gente, una bella risposta dai corridori, l'appassionato della mountain bike, no? Tutti contenti per il bellissimo percorso creato sullo Stella, perché è un territorio veramente ricco di questi percorsi da farli sviluppare anche a livello per conoscere questo terreno, perché offre bellissime cose, soprattutto naturali e robe da vedere. Quando vediamo la prossima gara? Prossima gara adesso vediamo, c'è il Sella in Sella, che è un'altra cicloturistica a Sella, nella sagra di Sella, che la faremo anche lì non competitiva, un giro da 14 km, tranquillo, una pedalata ecologica diciamo, con un ristoro a metà percorso e cena, pranzo per tutti a Sella. Ecco, una cosa molto importante l'hai sottolineato, no? Il fatto di portare gente in questi momenti un po' particolari, creando questi eventi. Questo è diciamo l'idea, no? Muovere un turismo che diciamo sta nascendo, perché prima era fermo, no? Adesso diciamo attraverso la bicicletta la gente sta scoprendo dei bellissimi posti che ci sono qua sullo Stella e diciamo in tutto il Friuli. Ecco, la location si presta, l'organizzazione c'è, cosa aggiungere ancora? Guarda, aggiungiamo che torniamo a fare il prossimo anno, questo è. E noi ci saremo forse. Ok, dai, e dunque un ringraziamento a tutti per essere stati qua con noi a Aris per questo primo Stella Bike. E ringraziamento anche alla Civile e a tutte le organizzazioni comunali per i permessi e tutto. Chiudiamo questa puntata di Guarda che Stella con la pallacanestro, perché oggi c'è la festa dell'Olimpia Basket e tra poco dovremo avere A, l'assessore forse, B, il presidente che sta arrivando e C, chissà, altre persone. Questa bellissima giornata di festa per vedere un po' una stagione agonistica che, almeno quanto si è sentito dire, è andata più che bene, insomma. Insomma, la stagione è andata così colà, la festa oggi è andata molto bene, la stagione insomma. Gli amatori che fanno il campionato WISP sono difesi abbastanza bene, sono arrivati ai playoff. La prima squadra, che è la promozione, metà classifica, un po' più in basso magari, ma insomma, poi un bel settore giovanile, quello sì. Ecco, quello che conta la vostra politica è quella di sviluppare il lavoro con i giovani, no? Sia maschile che femminile. Sì, pensi che noi siamo partiti circa una decina d'anni fa con un gruppo di amici, perché non c'era più la società qui a Rivignano. Abbiamo messo in piedi una squadra così per giocare e adesso contiamo 10-11 squadre ogni anno, quindi sì, il settore giovanile è quello che per noi conta di più, insomma. Ecco, a livello di numeri, gli atleti, quanti sono che compongono un po' tutto il settore giovanile? Ma viaggiamo adesso più di 150 atleti, insomma, fra prima squadra, amatori e... Soprattutto quello che conta è tutto il bacino del territorio. Sì, che per noi è già un grande risultato, perché come dicevo prima, essendo partiti in 10 amici, mettendo in piedi una squadra per ritornare a giocare, sì. Ecco, una cosa che ho visto, no? Lo spirito di corpo, come si dice in questi casi, no? Cioè la voglia di mettersi in gioco a una certa età, ma soprattutto coinvolgendo le persone, le famiglie, insomma fare sociale e sport allo stesso tempo. Sì, anche perché adesso siamo sempre lo stesso gruppo e non ce la facciamo chiaramente a seguire tutto, e ho visto che i genitori sono molto attenti, fanno gruppo, seguono i ragazzi, ci danno una grande mano. Ecco, qual è il trucco di questo successo?
Ma io penso non ci siano trucchi, bisogna lasciare piano piano che anche loro si inseriscano, che inizino ad aiutarci, che inizino a fare, anche perché noi non riuscendo a stare dietro bene a tutto, chiaramente devono soccombere loro a questo, perché tutti noi lavoriamo, abbiamo altre cose, lo facciamo per passione. Ecco, approfitti della telecamera accesa per lanciare un appello. Ci serve sempre di più una mano a tutti, voi lo sapete, specialmente i genitori che seguono la società, vedono la fatica, l'impegno che ci mettiamo, a volte magari sbagliamo anche qualcosa, però se si dessero una mano ancora di più, già lo fanno, ma ancora di più senz'altro ci servirebbe. E con questo appello da parte del presidente dell'Olimpia Basket di Rivignano chiudiamo la puntata numero 33 di Guarda che Stella. Resta anche ringraziarvi per l'ospitalità, in bocca al lupo, lo possiamo dire o non lo diciamo, va bene lo stesso. Per quanto mi riguarda è tutto e come dico in questi casi alla prossima.